Buongiorno a tutti, 12 in punto di giovedì 21 ottobre, eccoci qui puntuali come sempre, o Ferdinando Garavello, io, insomma qualcuno della redazione che comunque vi fa compagnia qui da Bassano, però in realtà insomma a Bassano ci stiamo solo in parte perché poi ci spostiamo, usciamo e insieme un po' vi teniamo per mano e vi portiamo in giro per il territorio, per il Veneto, per vedere un po' quello che accade, grazie ai nostri colleghi delle redazioni che ci aspettano e che ci raccontano quello che accade nelle varie città, insomma grazie anche un po' anche a noi che facciamo un po' di coordinamento e naturalmente grazie anche alla regia, in questo caso a Fabio Verin che ci accompagnerà fino alle 13:30, insomma gestendo i vari collegamenti, che sono parecchi anche oggi. Una giornata che è un po' caratterizzata, direi come notizia principale, da un aumento dei contagi, ecco, questo purtroppo va detto senza allarmismi, ampiamente gestibile, però insomma c'è una tendenza un po' al rialzo che ci faremo raccontare proprio dai nostri colleghi. Credo che a Padova in particolare ci sia un punto della situazione fatto in azienda sanitaria, però poi insomma andremo a vedere meglio. Sono comunque dati nazionali che dicono questo, non dati solo locali del Veneto, insomma, perché è un po' una tendenza generale. La Fondazione Gimbe, che ormai abbiamo imparato a conoscere, dice infatti che da 7 settimane i contagi sono in calo, ma è un calo che rallenta, quindi la situazione insomma è, non dico in controtendenza perché non bisogna lanciare allarmismi, però insomma c'è un certo aumento dei contagi. Io non so se sia già collegato con noi Ferdinando Garavello, che abbiamo spedito fuori dallo studio, abbiamo spedito in altopiano, adesso non lo vedo ancora, appena lo vedo vorrà dire, immagino che sarà pronto per collegarsi con noi. Allora dicevo di questo pseudo, chiamiamolo, aumento di contagi, ma c'è anche da dire che c'è un 50% di tamponi fatti in più, quindi un grande numero di tamponi in più che insomma ovviamente fa alzare anche il numero dei positivi. Apriamo invece una parentesi con Ferdinando Garavello non legata al contagio, andiamo sull'altopiano, direi un collegamento con lui per farci raccontare dov'è e che cosa sta succedendo. Sentiamo i rintocchi delle campane. Ferdinando, se ci senti, a te la linea, raccontaci. Federico, spero che mi sentiate, devo parlare piano perché è in corso una cerimonia molto importante, c'è stata la scopertura di una targa da parte dei bersaglieri, una targa dedicata alla staffetta Cremisi, al Milite Ignoto che si sta celebrando. Vediamo se riesco a farvi vedere più da vicino. Sono arrivati poco fa, a passo naturalmente di corsa, i bersaglieri portando una campana, una copia della campana della pace che vuole ricordare quello che è successo qui più di un secolo fa. Vediamo se riusciamo a farvi vedere. Adesso ci sono i discorsi ufficiali, ma la cosa che può sembrare anche interessante all'interno di tutto questo è che c'è il sindaco di Gaglio, Emanuele Monari, in tenuta da bersagliere, che ha portato la campana della pace. Poi lo intervisteremo. Siamo nel Parco delle Rimembranze di Asiago. Mi sposto un attimo, faccio qualche passo indietro. Siamo nel Parco delle Rimembranze di Asiago, dove è in corso questa importante cerimonia, però forse è meglio se vi rimettiamo la visione del parco. Vedete, qui c'è un po' di gente. Adesso ci sposteremo fra poco al sacrario dell'Aiten per questa staffetta, ovvero i bersaglieri ripercorrono tutto l'arco dei teatri di guerra della Prima Guerra Mondiale per riportare la memoria del Milite Ignoto, che ricordiamo partì anche da qui. Alcune delle salme che poi vennero portate ad Aquileia per partire poi quella definitiva, il Milite Ignoto, per andare a Roma, vennero scelte anche nei teatri di guerra dell'Altopiano, del Monte Grappa, della zona del Pasubio. Qui adesso c'è molta gente, devo stare un po' lontano dalle celebrazioni per il semplice motivo che ci sono i discorsi in corso, quindi entrerebbero le parole di chi sta parlando in questo momento nel nostro microfono e sarebbe un peccato. Io a questo punto vi ricedo la linea perché ci sposteremo per un collegamento un po' più istituzionale fra pochissimo su al sacrario dell'Aiten di Asiago. A piedi? No, scherzo, naturalmente. Certo, possiamo
sicuramente ricollegarci con te tra poco. Grazie intanto di questa prima occhiata, e come davvero aver portato i telespettatori lì con te fuori per questa bellissima, toccante direi soprattutto cerimonia. Grazie Ferdinando. Vai pure, ti lasciamo spostarti in un'altra posizione, come ci hai detto tu poco fa. Intanto torniamo in studio, qualche altra notizia, poi vorrei proprio andare a Padova, o meglio vorrei che mandassimo il servizio che da Padova ci parla di questa possibile ripresa dei contagi, un servizio già preparato dalla nostra redazione di Padova, dicevo. Vi dico però prima che sull'Italia c'è un fronte perturbato che sta arrivando, parliamo di meteo, parliamo di previsioni del tempo, tornano le piogge, insomma il weekend è a rischio maltempo su alcune regioni, soprattutto le regioni settentrionali, con piogge a carattere sparso e soprattutto pianura padana, direi Friuli Venezia Giulia, e quindi insomma per il weekend credo nulla di drammatico, insomma qualche pioggia che ci sta anche, siamo ormai quasi a novembre, è giusto per far capire che cambia un po' il tempo in questi giorni. Dicevo, andiamo a Padova, vediamo insieme qual è il punto della situazione, poi ci collegheremo anche in diretta con Padova sulla situazione dei contagi. 24 persone attualmente ricoverate, un numero basso ma purtroppo triplicato rispetto alle 7 della scorsa settimana. Crescono i contagi a Padova, dove la media dell'incidenza sale oltre il 2% e supera quella nazionale. Non è ancora alle spalle la pandemia, lo confermano i dati diffusi dall'azienda ospedaliera di Padova. Abbiamo registrato questa settimana un numero di ricoveri notevolmente superiore rispetto alla settimana precedente. Naturalmente parliamo sempre di unità. Quindi sono numeri che in linea generale non ci preoccupano, ma ci fanno stare molto attenti. Attualmente i ricoverati sono 38, 72 anni l'età media, la più giovane una donna incinta di 33 anni, il più anziano un 92enne. 10 le persone in terapia intensiva, 17 nel reparto di malattie infettive, ma la preoccupazione è legata alla stagione. Certo che è che andiamo verso l'autunno e quindi accanto alla presenza del virus sicuramente si manifestano anche altre patologie su cui il virus può, interferire e aggravare il quadro clinico della persona. Questo potrebbe essere una spiegazione. Ad aumentare in modo consistente effetto Green Pass sono stati i tamponi pagati dai cittadini. Nell'ultima settimana sono stati 1173 quelli effettuati a pagamento nell'azienda ospedaliera di Padova. Il picco si è registrato lunedì, 354. La scorsa notte sono stati 32. Un ospedale è tornato quasi alla normalità, precisa il direttore. L'ospedale, dobbiamo dirlo, sottolinearlo e quindi anche ringraziare tutto il personale che sta lavorando all'interno della struttura ospedaliera, sta lavorando direi quasi nella piena normalità, e questo è un dato molto importante perché dobbiamo, come ben sapete, dare risposte a tutte quelle patologie che in qualche modo avevano subito un ritardo nella loro presa in carico. Insomma, lo stiamo facendo, sta andando bene. Ecco, quindi il punto della situazione direi comunque tranquillizzante, ma doveroso da parte dell'azienda sanitaria. Poi più tardi, come dicevo, ci colleghiamo con Padova e aggiorniamo nuovamente la situazione. Insomma, la caratteristica nostra di questo appuntamento a pranzo, che insomma mi sembra gradiate così a vedere, è sempre voluto autoincensarsi, però insomma è semplicemente per dire che ci sembra che questo appuntamento possa essere utile un po' per rivedere quello che è successo nelle ultime ore, ma soprattutto per uscire dallo studio e, grazie ai nostri colleghi, lo ripeto sempre, andare sul territorio, quindi collegarci con le città, vedere anche semplicemente che tempo fa a Vicenza piuttosto che a Venezia e poi avere il polso un po' della situazione. Nel frattempo siamo arrivati alle 12:09 questo giovedì 21 ottobre, poi come dico sempre, poi fate pure quello che state facendo a casa, anche se questo non contempla stare davanti alla televisione, usateci come radio, lo dico tante volte, poi ogni tanto magari sono io che vi chiamo e venite che c'è qualcosa da vedere, quindi qualche immagine in più. Per il momento, finché ci sono io, potete tranquillamente evitare di stare davanti allo schermo. A parte gli scherzi, purtroppo c'è anche la cronaca, naturalmente, perché insomma è uno dei nostri compiti, quello di aggiornarvi anche sulla cronaca, perché questa notte, precisamente alle 22 di ieri sera, una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale
che è avvenuto sull'autostrada A4 nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest in direzione di Venezia. La dinamica è ancora in fase di accertamento e i vigili del fuoco hanno estratto dal veicolo, un piccolo veicolo commerciale, quindi un piccolo furgone, una donna che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale, mentre un'altra persona, quella che ha perso la vita, è stata sbalzata dall'auto ed è rimasta sulla carreggiata, dove forse è stata anche colpita da altri veicoli. Quindi insomma un bruttissimo incidente, sul posto anche la Polstrada, gli addetti del personale ausiliario di autostrada e poi, come detto, naturalmente il SUEM. Rimaniamo a Vicenza perché facciamo anche un po' il punto della situazione per quello che riguarda i medici di base. Vediamo quali sono, diciamo, le criticità in questo momento. Medici di medicina generale cercansi. Se la carenza di questa figura solo un anno fa era latente, si sa, prima o poi anche il medico di base va in pensione, con il Covid si potrebbe parlare di una sorta di fuggi-fuggi. Sia in ambito ospedaliero sia in ambito della medicina generale, moltissimi pensionamenti. Ecco, a questo si è aggiunto Covid, si è aggiunto mandando in burnout moltissimi colleghi che se ne sono andati prima del tempo. L'effetto sul territorio è devastante. A Torre di Quartesolo solo qualche giorno fa il Primo Cittadino parlava di un'uscita di 3 medici di base su 8 con 4.000 assistiti da ricollocare, ma vale anche per Camisano Vicentino ed altri comuni con anziani e giovani costretti a vagare alla ricerca di un medico di base. Ci sono aree, noi abbiamo dei paesi senza copertura medica e l'azienda sanitaria non riesce a trovare soluzioni perché non c'è il medico. Il rischio è neanche tanto latente che queste persone alla fine si riversino nel pronto soccorso. Penso che sia un rischio reale che sovraccarichino l'accesso e sovraccarichino il pronto soccorso con accessi molto spesso impropri anche. La soluzione potrebbe essere la medicina integrata di gruppo, che già è stata messa alla prova proprio dal Covid con vaccinazioni e tamponi ed ora anche con l'antinfluenzale alle porte. L'anno scorso noi abbiamo raggiunto il 75% di vaccinazione over 65, cosa mai raggiunta negli anni precedenti, e spero di raggiungerla anche quest'anno. Il vaccino antinfluenzale ci serve per eliminare i dubbi diagnostici anche di fronte a una febbre, non eliminarli ma ridurli il più possibile. Molto interessante anche questo passaggio sul vaccino antinfluenzale. Avete sentito l'importanza del vaccino antinfluenzale perché? Perché nel caso invece che non sia Covid ma che invece sia semplice influenza, col vaccino antinfluenzale si riducono anche i sintomi e le conseguenze dell'influenza, quindi è importantissimo e ovviamente non avevamo dubbi, ma insomma la conferma che c'è una forte base scientifica anche su questo, cioè sul fatto di abbinare il vaccino anti-Covid al vaccino anti-influenzale. Ecco, quindi insomma la voce della scienza è sempre importante ascoltarla perché dà anche informazioni in più, magari soprattutto per chi è indeciso, perché c'è chi si fa il vaccino antinfluenzale e non ci pensa neanche, se lo fa quasi in automatico, e magari stessa cosa è accaduta per il vaccino anti-Covid, e c'è chi invece riflette, chiede, vuole informarsi e poi, se è ben disposto nei confronti della scienza, si fa convincere da queste basi scientifiche e procede verso i vaccini. Ci fermiamo solo un attimo che poi andiamo a Vicenza. Alle 12:15, saremo insieme fino alle 13:30, intanto siamo già andati sull'altopiano per vedere le celebrazioni militari, tra virgolette, insomma comunque la nostra memoria, ecco, che è la cosa più importante. Dopo essere andati sull'altopiano siamo stati a Padova e a Vicenza con i nostri servizi, ma a Vicenza adesso ci andiamo in diretta, c'è Luisa Bertini per noi in carne ed ossa con mascherina e sciarpa. Che tempo c'è, Luisa? Qui sta piovendo, leggera pioggia, ma insomma si fa sentire, il freddo è arrivato, diciamo. Quindi comunque... i nostri colleghi, nonostante le intemperie, sei alla pioggia, esposta alla pioggia senza paura, molto bene, così ci piaci.
Di cosa parliamo adesso, a parte gli scherzi? Io ho dato la notizia poco fa di questo incidente mortale, non so se c'è qualche aggiornamento, qualche approfondimento. Sono stato molto superficiale perché erano ancora notizie di ieri sera, Luisa. Sì, esatto, le notizie di fatto che abbiamo al momento sono queste, quindi del 23enne veronese che purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduto a seguito di questo incidente perché è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e quindi è stato anche travolto dalle auto che giungevano e per lui non c'è stato niente da fare. L'attenzione ovviamente è sulla 21enne romena che era sul furgone con lui, anche lei residente nel veronese, che è stata presa in cura dai sanitari del SUEM, trasferita ieri in tarda serata in codice rosso, molto, molto grave. Tra l'altro per estrarla dalle lamiere i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire un intervento molto delicato e molto lungo che ha anche procurato ovviamente delle code, quindi è stato necessario uscire per gli autoveicoli che si trovavano lì al casello di Montecchio Maggiore. Ovviamente le cause sono ancora in corso di accertamento. Sembra che questo furgone dove erano i due giovani abbia urtato contro il guardrail, ovviamente le cause ancora in via di accertamento. È intervenuta la Polizia Stradale di Padova assieme ai colleghi della Polizia Stradale di Bassano del Grappa. Ma oggi la cronaca, diciamo notizie della mattinata, ci parlano di una spaccata che è avvenuta stamattina attorno alle 4:50 presso un rivenditore di materiale elettrico lungo l'Ama Rusticana e si tratta di un furto aggravato, quindi sono stati asportati da questo negozio dei telefoni cellulari di varie marche. I danni sono in corso di quantificazione. Ma perché ti parlo di furto studiato? Perché i ladri sono entrati dalla scala di emergenza, hanno rotto il vetro per accedere e per rallentare il passaggio delle forze dell'ordine all'altezza del cancello hanno disposto delle televisioni usate, così come dei pezzi di legno, dei tronchi e una catena, oltre al fatto che hanno approfittato dell'avaria del sistema di videosorveglianza esterno e del sistema d'allarme perimetrale esterno fuori uso, mentre quello interno è scattato e quindi hanno avuto poco tempo di fatto per rubare i cellulari. Quindi ecco, queste le notizie di cronaca della mattinata. Sì, Luisa, grazie. Oggi di cosa ti occuperai? Adesso basta, hai finito, torni in redazione? No, immagino di no, era una battuta, no. Non vai ad asciugarti in redazione, ma sicuramente avrete qualche altro appuntamento. Cosa possiamo aspettarci per stasera? Oggi ci occuperemo di medici di base che mancano soprattutto nel comune di Torre di Quartesolo, quindi siamo a corto di medici di base, questo è un po' l'allarme che arriva dal territorio. Tu sei a Vicenza però adesso? Io adesso diciamo sono tra Vicenza e Torre di Quartesolo. Bene, allora buon trasferimento, buon lavoro naturalmente, e ci risentiremo nel corso del telegiornale con tutte le notizie che ci darete poi questa sera attorno alle 19:15. Grazie a Luisa Bertini. In attesa di tornare sull'altopiano con Ferdinando Garavello, perché intanto procede la cerimonia, anzi insomma entra nel vivo questa cerimonia di ricordo, diciamo così, io vi do qualche altra notizia perché intanto ne arrivano. C'è una notizia sulle mascherine perché in pratica la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon ha chiesto mascherine trasparenti in tutti gli asili nido e scuole dell'infanzia per permettere ai bambini di leggere le labbra degli insegnanti e agevolare l'apprendimento. Quindi insomma una motivazione anche legata proprio al ruolo delle insegnanti nelle scuole. Ha depositato un'interrogazione rivolta all'assessore alla sanità per sollecitare questa introduzione di queste mascherine trasparenti, dice come previsto ad esempio in Francia già da settembre 2020. Credo che sia importante promuovere l'uso di mascherine di tipo inclusivo, così vengono diciamo definite queste mascherine. Credo che, insomma, intanto adesso chiamiamo Ferdinando Garavello che è ormai in addirittura d'arrivo
per quello che riguarda la cerimonia, come dicevo. Quindi il tempo di chiamarlo, noi ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo. Abbiamo delle bellissime immagini dall'altopiano. Ferdinando, se sei collegato, vai pure e raccontaci. Guardate, le immagini c'erano proprio un secondo fa, d'altra parte dall'altopiano a volte la comunicazione non è così Ci facile. siamo adesso. Vai. Ci siamo adesso, siamo davanti al piazzale degli Eroi, siamo a poche decine di metri dal sacrario dell'Aiten, dove riposano decine di migliaia di caduti della Prima Guerra Mondiale. È arrivata la staffetta Cremisi della Pace, davanti a noi c'è la fanfara di San Donà di Piave di Bersaglieri che fra poco partirà per accompagnare questa staffetta fino al sacrario. Dietro c'è un plotone di figuranti in divisa della Prima Guerra Mondiale, adesso li vedrete passare tutti quanti. Poi ci sono i labari, le autorità, c'è la staffetta, ma vi lasciamo queste immagini, facciamo parlare le immagini che sono sicuramente molto, molto più interessanti di quello che possiamo dirvi noi. Vedete la bandiera ancora con lo stemma sabaudo che ci fa vedere, sentite la fanfara, le immagini di Alessandro Costa Curta in diretta. Adesso seguiamo le autorità, vediamo il sindaco di Asiago Roberto Rigonisterna, l'assessore regionale Elena Donazzan, tutte le altre autorità anche dell'Arma, dell'Altopiano. Questi sono tutti i labari dei bersaglieri e in fondo c'è la staffetta, c'è la bandiera, scusate, la campana della pace. Adesso fra qualche istante vedrete arrivare anche la staffetta vera e propria, poi cercheremo di seguire tutto il corteo fino a dove c'è possibile, perché comunque è una salita notevole. Allora la staffetta la vedete in fondo, adesso questa è l'ultima parte del corteo. Alessandro Costa Curta ci fa vedere anche con il sacrario dell'Aiten lassù in alto, dove riposano, dicevamo, decine di migliaia di caduti noti e ignoti della Prima Guerra Mondiale. Perché magari facciamo un po' di riassunto nel frattempo per i nostri telespettatori. È arrivata la staffetta Cremisi della Pace nel centenario del Milite Ignoto. Ricordiamo che le salme di Militi Ignoti furono scelte fra quelle insepolte, fra quelle trovate poi sull'altopiano, sul Pasubio, sul Grappa e in tutti i teatri di guerra della Prima Guerra Mondiale. Ne vennero scelte 4 da questo territorio, che furono portate a Bassano del Grappa nella caserma Cimberle Ferrari per qualche giorno, poi chiedo un attimo che con Alessandro Costa Curta ci organizziamo. Scusa, perché adesso arriva la staffetta vera e propria. Io direi che voi vi stacchiamo per un attimo, così potete risalire il corteo. Aspetta Federico, perché sta arrivando la staffetta vera e propria, volevamo farvela vedere. Certo. Intanto vi racconto un po' il motivo di questa iniziativa. Come dicevamo, poi le 4 salme selezionate qui dalle migliaia che erano caduti in questo territorio furono portate ad Aquileia assieme ad altre 7. Di quelle 11 ne fu scelta una da Maria Bergamas, madre di un disperso in guerra, e quella divenne la salma del Milite Ignoto, il Milite Ignoto vero e proprio, che venne portato nell'altare della Patria di Roma e riposa in un sarcofago ricavato da un'unica pietra enorme del Monte Grappa. Quindi c'è tutta anche una narrazione, c'è tutta una storia da raccontare. Noi ve la raccontiamo per immagini oggi, perché 100 anni dopo si torna a parlare del Milite Ignoto. Qui vediamo la staffetta, eccoli a passo di corsa.
Ecco, adesso con Alessandro Costracurta risaliamo il viale che porta fino al Sacrario del Leiten. Se voi volete noi possiamo rimanere collegati, magari parlare un po' di questa iniziativa che è cominciata questa mattina a Gallio, appunto nella zona dove fu selezionata quella che purtroppo con un numero è ricordata come la salma numero 3, che venne poi portata assieme alle altre a Bassano del Grappa. Invece nel Parco delle Rimembranze, che vi abbiamo fatto vedere prima con qualche immagine un po' sgranata al volo col telefono via Skype, c'è stata la scopertura di una targa nella chiesetta proprio del Parco delle Rimembranze. È zona sacra anche quella, quindi è tutto una serie di informazioni, di narrazioni, di ricordi che ci stanno riportando indietro di 100 anni a un'epoca che era assolutamente diversa, perché l'Europa unita come abbiamo adesso assolutamente non c'era, ci si sparava fra vicini di casa praticamente. Ricordiamo anche quello che è successo, scusate il fiatone, ma questi corrono e noi non siamo certo bersaglieri per stare al loro passo. Però Federico e anche i nostri telespettatori, ricordiamo che ci sono tante persone che sono venute a vedere questa celebrazione, è segno che comunque è ancora sentita, è ancora molto forte questa storia, questa immagine del magari Ferdinando ci sono anche dei familiari adesso di caduti che ricordano in questo modo i loro cari. Allora, in questo momento fino a qui non ne abbiamo né visti né sentiti, però adesso si va all'interno del Sacrario, vedremo se riusciremo a entrare, perché sappiamo che l'accesso alle telecamere di solito è contingentato, comunque non è detto che ci facciano entrare nella zona sacra propriamente detta. Vediamo adesso, sempre con le immagini di Alessandro Costacurta, ci avviciniamo al Sacrario, passo molto spedito. Vediamo, siamo diventati anche noi un po' nella linea di bersaglieri. Abbiamo visto tra l'altro c'è il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che da buon bersagliere con la fascia al petto e il cappello con le piume si è fatto la sua staffetta di corsa. Insomma, quindi c'è anche qualche aneddoto in più da raccontare, Federico. Voi di corsa no, non se ne parla. No, decisamente no, più che altro perché Alessandro Costacurta qui con noi ha uno zaino abbastanza pesante sulle spalle con tutta l'attrezzatura per poter fare questa diretta con il Focus TG, quindi insomma potrebbero esserci anche dei problemi. Noi comunque saliamo a passo spedito, vediamo Alessandro di far vedere dove siamo, magari facciamo una breve panoramica qui intorno. C'è anche un gregge di pecore di ritorno dall'alpeggio, una transumanza continua. Sembra di essere tornati un po' indietro nel tempo qui fra questo territorio così bello e in questo momento così tranquillo, anche perché non abbiamo quel turismo di cui si parla nel periodo estivo. C'è poca gente, ci sono dei colori bellissimi. Non so se sentite, sono iniziati i discorsi di rito. Tra l'altro qui intorno, in questi prati, si vedono ancora i segni della prima guerra mondiale, si vedono le buche create dalle granate, dai grossi calibri che cadevano, che sono caduti qui per troppo tempo. Una cerimonia, Ferdinando, che al di là del valore, diciamo, anche simbolico, istituzionale, possiamo dire è una lezione di storia, cioè è una manifestazione che è una lezione di storia per i più giovani. Assolutamente sì, infatti c'erano delle scuole prima ad Asiago, non mi pare di averle viste qui, forse qualcuno ci sarà. C'erano dei ragazzini delle scuole medie che sono stati portati, stati accompagnati dai loro docenti, anche perché quello del Milite Ignoto è una parte della prima guerra che poi si è un po' persa con andare nel tempo. C'è stato anche un senso di vergogna magari nei confronti di una situazione che potrebbe sembrare così, come si può dire, retorica. Ecco, la parola giusta è retorica, ma messa nella giusta prospettiva insomma assume tutto un altro valore. Adesso scusate, siamo vergognosamente con il fiatone, ma la salita per arrivare al Sacrario è abbastanza ripida. Qui in fondo c'è la staffetta pronta ad arrivare, dietro di noi c'è la scalinata del Sacrario. Adesso fra un po' si entrerà
adesso la facciamo piano con Alessandro per non... Eccoci qua. Allora, Federico, veramente dicevamo, l'immagine, proprio una lezione di rende storia, ne l'idea abbiamo parlato dell'imponenza prima. di questa struttura. Cittadinanza onoraria. Sì, anche perché questi sono sorti poi i sacrari nel corso di quel decennio, nel corso di quell'epoca, con motivi anche che non erano solamente legati al ricordo, alla memoria. Però adesso liberati da qualsiasi altro significato, sono solo memoria, e memoria che va curata, tutelata, che va seguita, e per tutelarla bisogna vederle queste cose, magari se non da vicino, magari anche grazie a Rete Veneta. Vi lascio alle voci di chi sta partecipando a questa cerimonia anche toccante. Vi lascio le immagini di Alessandro Costacurta. Prendiamo ora gli onori alla staffetta Crevisi della Pace, che fa il suo ingresso ufficiale sui gradoni del Sacrario dell'Eltein. Grazie di essere venuti, ci posizioniamo qui magari di fronte a tutti. Molto bene, sento il fiatone, ma infatti correrei. E anche così in salita non è così semplice. Vino sono arrivati tutti, molto bene, si conclude anche questa seconda tappa della staffetta Crevisi della Pace in terra veneta. L'abbiamo detto più volte, è partito da Collisarco, ripetiamo un po' sempre le stesse cose, è partito da Collisarco, è scesa verso Rovereto, dove ho ricevuto la campana della pace, che è questo oggetto in miniatura, una vera opera d'arte, che riproduce Maria Lorenz, la campana della pace. E il staffettista è arrivata in Veneto, ieri mattina a Bassano, ieri pomeriggio a Cima Grappa, con una temperatura veramente tremenda, vicino allo zero, comunque abbiamo reso gli onori ai caduti. Stamattina è giunta la Cima Grappa davanti alla chiesetta di Gallio per proseguire in questa tappa unica nel suo genere e che ha preteso anche un'aggregazione, ed è per questo che abbiamo circa 40 minuti di ritardo, ma perché era fondamentale trovare un luogo dove posizionare la targa in ottone, a testimonianza del nostro passaggio. Ora procederemo con gli onori ai caduti. Due staffettisti sono già pronti per posizionare la corona, che sarà ovviamente accompagnata da tutte le autorità civili, militari e associative presenti. Perdete a te! Picchetto a posto, picchetto a te! Presentat! Onore ai caduti! March! Onore ai caduti! Piave mormorava calmo e fragile il passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava
vivo intanto dalle amate sponde, sommesso lieve il mormorio dell'onde, era un presagio dolce lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero. Allora Federico, adesso io chiedo ad Alessandro Costacurta di spostarsi qui con noi e di farvi sentire le note che risuonano dal sacrario all'interno. Allora Federico, adesso è finita la cerimonia vera e propria, noi vi ridiamo la linea, ma con queste musiche, queste canzoni, la canzone del Piave si lascia anche, andiamo un po' perché abbiamo i discorsi, ma ci spostiamo. Ma poi so che verranno anche ripetuti, sono oltre 50.000. Ma forse abbiamo 50.000 i discorsi che entrano, quindi Federico vi ridiamo la linea, magari ci risentiamo fra poco allora. Bene, allora riprendiamo la linea, insomma l'emozione certamente nel vedere, nel sentire, vedere le immagini e sentire la fanfara ovviamente, insomma il nostro compito è comunque quello di guardare a 360 gradi il nostro territorio. Fra poco andremo a Padova, ci collegheremo con Chiara Gaiani. Abbiamo insomma detto che la notizia del giorno è un po' questo aumento dei casi di contagi, quindi aumento di positivi. C'è anche da dire che è aumentato però enormemente il numero di tamponi fatti e quindi ovviamente aumenta anche il numero di positivi. Allora ci fermiamo per un attimo, così intanto prepariamo il collegamento con Padova. Vi ricordo, fino alle 13:30 rimaniamo insieme, usciamo dallo studio, andiamo di qua e di là nel nostro Veneto a vedere un po' quali sono le notizie di oggi. Allora vi aspetto tra un paio di minuti. Giovedì 21 ottobre, 12:46, siamo insieme dalle 12 e staremo insieme fino alle 13:30 per fare qualche incursione soprattutto nelle nostre città, le città del nord-est, nel giorno in cui insomma c'è stata una grande visita istituzionale tra Nova Gorica e Gorizia, quindi al confine con la Slovenia. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha ricevuto a Palazzo Ferrofini il Vicepresidente della Regione Istriana, Jessica Acquaviva, e poi altri rappresentanti proprio per consolidare l'amicizia tra le istituzioni
istituzioni delle due regioni Veneto e Istria, legate da profonde relazioni, lo sappiamo bene, anche insomma, che affondano veramente nei secoli, ecco, si può dire, le loro radici. Vabbè, siamo stati in Istria, adesso dall'Istria andiamo a Padova, dove c'è per noi Chiara Gaiani, che ci ha aspettato fino adesso. Grazie Chiara, ma eravamo collegati con l'altopiano, insomma erano delle belle immagini e non volevamo interrompere così bruscamente. Allora adesso veniamo da te, intanto dici dove sei, ti chiedo anche com'è il tempo, così fai anche un po' da meteorologa. Allora, buongiorno Federico e buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo al Portello e all'interno del quadrilatero, sono alloggi di edilizia dell'Ater questi, e siamo stati all'interno della serra bioclimatica, che è davvero molto bella, dove ci stanno spiegando quali saranno i piani di investimenti dell'Ater per i prossimi anni, anche legati al PNRR. Per quanto riguarda il meteo, ti dico che è una giornata piuttosto grigia, finalmente autunno, non fa molto freddo, ma c'è qualche gocciolina di pioggia. Non so se queste informazioni sono state sufficienti e di tuo gradimento, Federico. Sì, bene, mi hai portato, è come se mi avessi portato lì con te, in effetti. E noi poco fa abbiamo visto un servizio che avete preparato voi, tu in particolare, su questo aumento, ecco, insomma, non esponenziale, ma questo aumento dei casi di positività. Sì. Ci sono novità su questo? Allora, la preoccupazione insomma è trasparsa dalle parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben, anche se poi, insomma, non so se poi l'avrete in programma, abbiamo sentito anche la direttrice dell'unità operativa complessa di malattie infettive tropicali, Anna Maria Cattelan, che ci ha detto che c'è una sorta di andamento ondulatorio sui casi di coronavirus e sui ricoveri che lei sta vedendo nell'ultimo mese, quindi lei non è davvero particolarmente preoccupata per questo. Certo che i dati sono dati: settimana scorsa 7 persone ricoverate in azienda ospedaliera con la malattia, affetti dal Covid-19, questa settimana sono 24, per qualche giorno c'è stato anche un bambino, quindi sono saliti a 25 i ricoveri. La situazione è davvero sotto controllo e noi stiamo cercando di approfondire anche quella che insomma è un po' la preoccupazione a livello sicuramente europeo, cioè questa nuova variante della Delta che si sta diffondendo in Inghilterra. Sono già circa il 10% dei casi, per capire insomma se questo aumento potrebbe essere legato anche all'iniziale diffusione di questa nuova variante anche nelle nostre regioni, anche nel nostro Veneto, anche a Padova, che ha sempre fatto un po' da provincia sentinella su questo. Insomma, magari a Padova si vede prima quello che poi accadrà anche nelle altre province della regione. Ecco, non so se tu appunto avevi in programma di sentire il servizio realizzato con la dottoressa Cattelan, perché c'è un altro dato molto importante che emerge da quanto ci hanno detto, ed è cioè l'efficacia del vaccino e della vaccinazione. Le persone che sono ricoverate, in particolar modo l'età media insomma si aggira, sono tutte persone che hanno oltre i 60 anni, la maggior parte, e alcune di queste, circa la metà, vaccinate, ma vaccinate con la seconda dose effettuata, la media è di 163 giorni fa, quindi diciamo già a 5 mesi dalla vaccinazione è più facile per persone over 60 avere una maggiore facilità di incontrare il virus e di avere conseguenze da questo incontro. Quindi si è riaffermato, se ce ne fosse stato bisogno, l'importanza della dose booster, aperta anche agli over 60 da 2 giorni dalle ULSS del Veneto, soprattutto per questa categoria di persone. Quindi si potrebbe andare verso la terza dose per tutti, allora? Ecco, questo ovviamente non ce l'hanno detto, sicuramente i medici sanitari dell'azienda ospedaliera hanno fatto il focus sull'importanza per le persone immunodepresse, sulle persone che hanno insomma un'età appunto che superi i 60 anni. La dottoressa Cattelan ci ha raccontato però il suo vissuto, lei non ha ancora 60 anni ma è operatore sanitario, quindi è persona molto esposta, e la terza dose l'ha già
già fatta. Certo. Senti, una informazione di servizio per Fabio che è in regia. Se riapre, diciamo così, la nostra scaletta, c'è proprio il servizio malattie infettive, che è quello che dicevi tu con l'intervista alla dottoressa Cattelan, però guardalo insieme a noi, così poi facciamo un piccolo commento prima di lasciarti andare, così ci racconti anche quali sono gli altri impegni della giornata. Vediamo se riusciamo ad ascoltare. È stata colpa anche mia che ho detto a Fabio proprio in velocità in regia questa cosa non preparata bene, quindi chiedo perdono a Fabio e chiedo però se possiamo vedere questo servizio malattie infettive. 1338 ricoverati per SARS-CoV-2 in 18 mesi, 41 persone non ce l'hanno fatta. È il reparto da subito in prima linea, quello di malattie infettive tropicali diretto da Anna Maria Cattelan, che sull'andamento dell'ultima settimana e sul rialzo dei contagi spiega. In questo ultimo mese, 2 mesi, abbiamo avuto un andamento piuttosto ondulante, vale a dire giorni con assenza completa di ricoveri seguiti da giorni con 3-4 ricoveri, per cui potrebbe essere anche soltanto un picco transitorio. Il campanello d'allarme resta, la guardia non va abbassata. I vaccinati che abbiamo ricoverato in realtà sono persone che sono state vaccinate, che hanno ricevuto l'ultima dose, quindi hanno completato la dose circa più di 5 mesi fa, e sono persone che comunque hanno delle comorbosità, hanno fattori di immunosoppressione, fattori cioè che predispongono ad un più rapido magari calo dell'immunità acquisita dal vaccino e quindi a una maggior propensione allo sviluppo dell'infezione. Fondamentale la terza dose, continua la dottoressa Cattelan, soprattutto negli over 60. Sul fronte terapie non esiste nessuna cura risolutiva per ora, ma cocktail di farmaci e le monoclonali. Il monoclonale è una grande arma perché ha dimostrato ridurre in modo significativo il tasso di ospedalizzazione e quindi fare il monoclonale vuol dire ricoverarsi meno. 105 i sanitari dell'azienda ospedaliera non vaccinati, anche operatori del reparto che dirige. Mi piacerebbe che non ci fosse nessuno, anche perché da noi si vedono i pazienti, si vede quanto male vanno i pazienti, si vedono i pazienti che vanno in rianimazione, poi quando tornano cosa anche dicono, perché i pazienti, anche alcuni Novax, sono andati in rianimazione e rientrati, poi hanno detto maledetta quella volta che non mi sono vaccinato. Sono pochissimi, nessuno fra i medici. Eccoci tornati in studio, siamo di nuovo con Chiara Gaiani. Chiara, prima di salutare, piove, ti sei messa il copricapo perché piove? Sì, ha iniziato proprio a piovere un po' più di quanto insomma accadeva qualche minuto fa, te lo confermo. Allora ti rubiamo solo pochi secondi per chiederti su cosa state lavorando per questa sera. Ecco, noi stiamo lavorando su un filone che secondo me è molto importante, quello del capire le assistenti domiciliari, le cosiddette badanti alla vaccinazione. Sappiamo che anche per loro sarebbe necessario il Green Pass. C'è un grosso allarme perché molte di queste donne che arrivano dall'est Europa sono state vaccinate con il russo Sputnik, che sappiamo è un vaccino non ancora riconosciuto, quindi stiamo cercando di approfondire questo argomento, che secondo me è un argomento molto interessante, insomma, e stiamo cercando di capire qualcosa meglio su questa nuova variante di cui ti parlavo prima. Se mi permetti al volo, ringrazio il collega Federico Cibotto che la pioggia se la sta prendendo proprio perché non ha neppure un cappellino da pioggia. Allora ti salutiamo perché sennò poi se la prende con noi, con me in particolare, quindi andate pure naturalmente al coperto e buon lavoro per queste diciamo filoni di notizie che state seguendo. Ciao Chiara e grazie, ci rivedremo con Padova poi nel TG di Telenord Est. Liberiamo la linea, nel senso che ci stiamo per spostare nuovamente fuori dallo studio, però andremo a Bassano per un'altra importante diciamo notizia, comunque per seguire l'attualità della giornata. Io vi ricordo che c'è stato un incidente mortale lungo la A4 a Vicenza ieri sera con una persona che ha perso la vita e una donna che è rimasta gravemente ferita. Abbiamo parlato parecchio di questo aumento dei contagi che comunque sembrano ampiamente sotto controllo, anche insomma questo legame tra la terza dose e la seconda fatta parecchi mesi fa. Io vedo già Alex, però non ha ancora imparato che il telefono va messo orizzontale, non verticale, per cui se vi faccio vedere adesso Alex è in una posizione un po' precaria, adesso è a metà, in obliquo, fra poco lo vedremo
normale, quindi potremo collegarci con lui. Scherzo naturalmente, e ringrazio sempre i nostri colleghi che anche quando sono fuori, tra un impegno e l'altro, trovano il tempo per collegarsi con noi. E ecco, adesso Alex è perfettamente davanti al Ponte degli Alpini di Bassano. Raccontaci perché sei lì, Alex. Buongiorno. Buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori. Volevo fare una diretta a testa in giù, ma insomma non ci sono riuscito. Mi hai sgamato. Allora, siamo sul Ponte Vecchio, siamo qui a Bassano del Grappa perché ieri abbiamo parlato di alcune piccole problematiche proprio che si sono verificate qui sul ponte. Parliamo di una crepa alla pavimentazione, la nuova pavimentazione del ponte, un qualcosa che ha suscitato sicuramente anche lo sdegno di tanti cittadini bassanesi che si sono domandati com'è possibile che insomma, i lavori di restauro siano finiti da poco, che il ponte sia stato inaugurato solo qualche giorno fa e già si verifichino problemi di questo tipo. Ma oltre alla crepa sono tante le segnalazioni che sono arrivate a noi di Rete Veneta sull'incuria che c'è sul Ponte Vecchio, macchie di caffè, macchie di bibite sparse un po' ovunque lungo la pavimentazione. C'è chi addirittura ha spento le sigarette sulla balaustra in legno, e poi anche gli animali, insomma, con i loro bisogni, spesso e volentieri rendono problematico, diciamo, il passeggiare sul ponte, perché lasciano i loro bisogni appunto lungo il corridoio centrale del Monumento Nazionale. Allora sono tanti che ci hanno scritto e ci hanno detto che il ponte merita rispetto non solo quando lo si inaugura, non solo quando è ornato e luccicante in vista, insomma, di tagli del nastro, piuttosto che insomma, della partecipazione di sfilate degli alpini o della presenza delle autorità. Il ponte merita rispetto. E sempre. quindi Alex, come affronterai questa vicenda oggi? Ma noi abbiamo sentito un po' il parere dei bassanesi. Stamattina è una mattinata un po' uggiosa, piove. Adesso chiedo alla nostra operatrice di inquadrare anche un pochino al di là delle mie spalle. Questo è il Brenta, vedete, percepite che insomma è una giornata umida, c'è un po' di pioggia. La pioggia ha aiutato un pochino paradossalmente a ripulire il pavimento centrale del ponte. Dicevamo, abbiamo chiesto ai bassanesi che cosa ne pensano, abbiamo raccolto le loro lamentele. Oltre a questo, Federico, siamo andati in giro, abbiamo approfittato del fatto che sono passati 4 anni dal referendum per l'autonomia in Veneto, e anche questo è un tema spinoso. Ieri abbiamo detto che le crepe sulla pavimentazione del ponte sono delle crepe che i bassanesi veneti portano anche nel loro cuore, e anche l'autonomia è un argomento tanto sentito. Ebbene, insomma, svilupperemo il tutto nel corso delle nostre edizioni serali del telegiornale, ma ti posso anticipare che c'è tanta sfiducia. Qualcuno ha anche detto, a ripensarci, 4 anni fa non sarei neanche andato a votare perché mi sento preso in giro, il mio voto è stato buttato via. Quindi c'è rammarico, c'è un po' di frustrazione per una situazione che, complice anche chiaramente l'emergenza Covid, è stata rallentata, ma tanti non vedono la luce in fondo al tunnel. Grazie Alex di questi aggiornamenti, ti lasciamo attraversare il ponte quindi e continuare la tua raccolta di informazioni in vista del TG di questa sera. Bassano 18:50 come sempre per gli aggiornamenti. Ciao Alex, puoi tornare a testa in giù e ci vediamo più tardi in redazione. Noi ci fermiamo per un attimo, poi torniamo fuori perché insomma ci spostiamo anche nel Trevigiano, poi continuiamo ad aggiornarvi sulle notizie che ci sono. Sono le 13:01, ancora una mezz'ora da trascorrere insieme con Focus TG, ci vediamo tra un paio di minuti. (13:03), è il 21 ottobre, siamo stati un po' dappertutto direi,
dall'altopiano a Padova, a Vicenza, a Bassano, usciamo ancora tra poco, non è che rimaniamo ancora qui perché avremo altri collegamenti e ringrazio sempre i nostri colleghi per quello che fanno. Per quanto riguarda invece le notizie che arrivano, vi ho già detto, vi do qualche aggiornamento, vi ho già detto che la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigonna ha chiesto che venga introdotto l'obbligo di mascherine trasparenti per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, perché così i bambini possono vedere le labbra, quindi leggere le labbra degli insegnanti in ottica, insomma, di essere ancora più efficaci sul piano della didattica. E poi un protocollo d'intesa tra le associazioni turistiche perché si rilanci la cultura e il turismo nei borghi, quindi quelle bellissime località che abbiamo, che sono veramente meravigliose e credo non abbiano pari al mondo, oserei dire, che devono però essere rilanciate, hanno bisogno di questo, hanno bisogno di essere diciamo aiutate, ecco, a riprendersi. Andiamo a Vicenza adesso per le buche in Contrada San Paolo. Abbiamo portato le segnalazioni di alcuni cittadini in municipio e vediamo un po' con Daniele Garbin cosa è emerso. Sono interventi che abbiamo già deciso di fare, abbiamo anche le risorse per poterli fare, però non è il momento questo a livello di clima per poter intervenire. È un intervento delicato, bisogna lavorare con bel tempo, quindi in primavera interverremo. Il dissesto dello strato di cubetti di porfido con cui sono lastricate Contrada Paolo Lioi, Ponte San Paolo e le vie adiacenti è purtroppo ben noto all'assessore competente Mattia Ierardi, a cui la scorsa settimana avevamo portato le segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano la presenza di numerose buche e pericolosi tratti disconnessi. Io ho una bicicletta che usiamo dal lavoro, che passiamo tante volte in bicicletta e rabaltarsi magari con le borse eccetera, ci vuole un attimo, insomma, ecco, tutto lì. Ci sono varie buche e anche tombini sporgenti che magari se li prendi male potresti cadere. Sì, certo che è pericoloso, nel senso che è tutta sconnessa, ci sono i ciottoli che vengono su, io mi trovo qualche mattina anche qualche ciottolo nel marciapiede. L'intervento, assicura l'assessore, è dunque solo rimandato in primavera con il ritorno della bella stagione. Sarà però un'operazione complessa, realizzata in fasi successive, fino al completamento. A complicare la programmazione è l'attesa dell'autorizzazione da parte della soprintendenza. L'intervento andrà su Contrada San Paolo, Ponte San Paolo e Contrada Paolo Lioi, quindi tutta quella lingua di porfido che è ammalorato ha bisogno di intervento. Andremo a sistemare, in accordo con la sovrintendenza, in maniera temporanea tutta la pavimentazione, sostituendola con dei conglomerati bituminosi colorati che la colorazione deciderà la sovrintendenza stessa, per poi attendere gli interventi nei sottoservizi fra qualche anno definitivi da parte di tutte le agenzie che lavorano sul territorio per poi ripristinare il porfido. Attenderemo dunque che venga realizzato quanto annunciato dall'amministrazione comunale. La cosa quindi non finisce qui, ma continua. E noi continueremo ad aspettare, ma poi avere anche risposte ovviamente dalle istituzioni su queste segnalazioni che la redazione di Vicenza ha portato in comune. Vedete, insomma, le risposte pian piano arriveranno. Andiamo a Padova adesso, perché comunque c'è la polizia, insomma, non è solo pronta a controllare il territorio, a reprimere quando serve, a prevenire tanto meglio i crimini, ma insomma ogni tanto mette in mostra anche i suoi gioielli. Il gioiello di famiglia è un'auto, la Lamborghini, ma anche una eccezionale moto anni 70, una Fiat 1500, insomma in Prato della Valle, dove lo spazio non manca, a Padova, sono state un po' messe in mostra tutte queste bellezze, queste rarità della Polizia di Stato, quindi insomma un servizio un po' più leggero. Vediamo. Il rombo è inconfondibile. La Lamborghini della Polizia di Stato è stata decisamente l'auto più fotografata e ammirata in Prato della Valle. L'Azzurro Polizia fa bella mostra di sé in questo veicolo, impiegato per nobili fini. Sicuramente il nostro gioiello di famiglia, però in realtà anche lei ha un obiettivo molto importante, che è quello di offrire ausilio in situazioni molto particolari, qual è il trasporto di organi, il trasporto di plasma, e l'abbiamo avuta qui a Padova molte volte, ha collaborato col Centro Trapianti di Padova per trasferire poi
poi nei tempi più brevi possibili l'organo nel luogo dove verrà poi impiantato nel successivo paziente. Se la Lamborghini è un gioiello, guardate la chicca della giornata, una motoretta di Blasi utilizzata dalla polizia stradale negli anni 70 in autostrada in caso di incidente, perché, incredibile a dirsi, si poteva piegare in due tanto da essere caricata in elicottero e permettere agli agenti di portare soccorso. Degli anni 70 anche questa Alfa Romeo, modello Giulia 1600 Super. A raccontarci una nota di colore l'ispettore Loris Savio, responsabile dell'autocentro di Padova. Questo veicolo nel 1976 era stato dipinto con il colore azzurro polizia, usato come volante, a fine corsa è tornato al suo colore originale, il grigio verde. E in questa Fiat 1500 la polizia ha montato quello che si può considerare il primo autovelox della storia italiana negli anni 70. Il modello si chiamava Traffipax e fungeva da rilevatore di velocità. Balzo di 10 anni indietro nel tempo con questa Giulietta 1300 Ti, anno 1961. Balzo in avanti di 40 anni con l'Alfa 156 del 2005, auto di scorta del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un particolare, osservate la targa B0424. Se ne acquistate un modellino, la targa sarà la stessa. Auto d'epoca, ma anche veicoli su due ruote come questo sidecar in uso alla stradale, per poi arrivare ai veicoli più attuali che garantiscono incolumità e sicurezza nelle nostre città. Bello veramente questo servizio, con immagini che ci riportano indietro nel tempo e che quindi insomma ci fanno capire quanto sia poi evoluto il mondo anche il mondo della polizia, più che altro come si sia evoluto nel modo di aiutare noi cittadini da un punto di vista anche tecnologico e dei mezzi di spostamento. Certo, adesso andiamo a Padova con Francesco Ratai che si sposta a piedi, no? Non lo so, qual è il suo mezzo di spostamento? Monopattino, bicicletta, auto? Dove sei e come ci sei arrivato, Francesco? Non ti sentiamo però, ecco, adesso sì, se puoi ripartire perché non ho sentito l'inizio. No, abbiamo problemi, è molto lento Checco, dico Checco perché lo chiamiamo tutti così, ma è un po' rallentata l'immagine, probabilmente è un problema di segnale, quindi di banda, diciamo così, e che adesso cerchiamo di risolvere naturalmente. E dicevo questo messaggio anche per Fabio in regia. Intanto, finché cerchiamo di ripristinare il collegamento con Ratai, andiamo a Treviso perché insomma si è parlato molto di questo aumento di certificati di malattia. L'INPS ha detto insomma qui c'è una percentuale di aumento di certificati da quando è stato introdotto il Green Pass, quindi dal 15 ottobre sono cambiate le cifre e insomma cerchiamo di capirne un po' di più. Noi ce lo attendevamo e quindi avevamo attivato dei meccanismi di monitoraggio. Il nostro obiettivo era appunto renderci conto tempestivamente del fatto che eventualmente ci fosse questo incremento per potenziare il numero dei medici che effettuano le visite fiscali. Nessuna sorpresa per l'INPS regionale per quello che sembra essere uno degli effetti dell'obbligo di Green Pass al lavoro, ovvero l'aumento significativo dei certificati di malattia. E i dati parlano chiaro. Venerdì si è registrato un incremento nel privato del 23% e del 31% nel pubblico rispetto al venerdì precedente, complessivamente un più 25%. Lievemente in calo la percentuale di lunedì con un 21% in più di certificati di malattia rispetto allo stesso giorno della settimana prima, 20% in più nel privato e più 17% nel settore pubblico. Un incremento che nella giornata di venerdì è stato sostanzialmente di un quinto, addirittura quasi di un terzo per quanto riguarda il lavoro pubblico e che anche lunedì continua con questo trend. In assenza di altri elementi viene quindi automatico collegare questo incremento alla certificazione verde. Quando tu vedi che nella giornata di venerdì l'incremento di una realtà come Venezia è di più 42%, ci sono alcune aree che oggi ha più 52%, troviamo delle aree in cui non ti sai spiegare
diversamente questa anomalia, no? Perché non vi sono fattori di carattere diverso, epidemiologico. Significativo il dato della provincia di Venezia, ma a livello provinciale ad aver registrato venerdì l'incremento più importante è stato il Rodigino con un più 26%, a seguire il Bellunese con Agordo che ha avuto nella stessa giornata un dato ancora più elevato, più 31% di certificati rispetto al venerdì precedente. La Marca Trevigiana ha invece segnato il minore incremento, più 6%. La risposta dell'INPS a questo fenomeno arriva attraverso un aumento delle visite fiscali, mettendo in campo una decina di medici in più per arrivare in tutta la regione ad un'ottantina di dottori. Questo è il nostro comportamento in risposta a questo tipo di situazione che è evidentemente anomala. Insomma. Visite fiscali che vengono disposte automaticamente dall'INPS, ma che possono anche essere chieste dal datore di lavoro, come è accaduto negli ultimi giorni. Soprattutto nei settori che sono stati maggiormente interessati da quelle che sono state le dinamiche anche di conflitto e un po' anche di prova di forza, no? Con i lavoratori abbiamo ovviamente ricevuto in maniera quasi, come dire, scontata richieste specifiche di valutazione medica. Grazie ai colleghi di Treviso, torniamo subito in altopiano con Ferdinando Garavello, un collegamento veloce, un paio di minuti per commentare insomma quello che è successo con l'assessore Donazzan. Buongiorno Ferdinando e buongiorno assessore. Buongiorno Federico, buongiorno di nuovo anche ai nostri telespettatori. Allora siamo un po' più calmi adesso, prima eravamo davvero di corsa, non come i bersaglieri che di corsa ci vanno sul serio, la fanfara, abbiamo visto veramente delle immagini molto, molto belle, qui è stato davvero emozionante, però finite le cerimonie, finita la celebrazione, restano anche alcune considerazioni da fare. Le facciamo con l'assessore all'istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan, perché assessore, tutto bene, tutto interessante, la memoria, il Milite Ignoto, la Prima Guerra Mondiale, ma mancavano le scuole forse, mancavano i ragazzi, cioè fare queste cose fra persone di una certa età, con tutto rispetto per tutte le persone che hanno partecipato, tutti adulti, forse può essere riduttivo. Sì, perché noi partecipiamo sempre, intendo, anche la Regione del Veneto col patrocinio, le associazioni combattentistiche sanno già. E invece ai ragazzi dobbiamo parlare. Mentre Agaglio era pieno di giovani, i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie, tutte col tricolore, io sono andata a ringraziare la dirigente scolastica, purtroppo qui, dove c'è proprio il sacrario militare, e anche mentre passavamo non c'era nessuno. Se noi non parliamo ai giovani facciamo fatica a dire, come ha detto il vicepresidente nazionale, che noi siamo come una pianta, se non abbiamo le radici della memoria questa pianta cade. Assessore, però le faccio una provocazione, non si rischia di diventare retorici, di diventare retorica parlando ai ragazzi in un certo modo? Ma ai ragazzi insegniamo la storia del Paleolitico e mi stupisco quando non insegniamo la storia che è così vicina a noi. È vicina perché si tratta di 2 o 3 generazioni forse, è vicina perché è proprio il nostro territorio, eppure lo lasciamo alla sensibilità degli insegnanti. Allora ci sono degli insegnanti meritevoli, straordinari, che appassionano della storia della Grande Guerra e ce l'abbiamo tutta attorno a noi. Altri che magari sono o meno appassionati o meno sensibili, alle volte anche ostili. Ecco, questo non può accadere. La memoria non è un fatto di sensibilità personale, ma di dovere collettivo. Allora, con questo monito proprio sulla memoria, noi ringraziamo l'assessore regionale Elena Donazzan. Federico, le celebrazioni sono finite, ne parliamo in modo più diffuso questa sera nel nostro telegiornale, nel TG Bassano, perché ci sono tante cose da raccontare. Mi dispiace che ci siano scappati via, c'erano 2 bersaglieri con 2 biciclette storiche d'epoca, ci sono sfuggiti, volevamo farvele vedere, ma adesso tutto è iniziato in ritardo di qualche minuto e quindi corrono tutti, magari qualcuno ha anche fame, qualcuno deve tornare giustamente in pianura o al proprio lavoro, quindi magari ve le facciamo vedere nel TG di questa sera. Intanto grazie e vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie Ferdinando, certo le vedremo questa sera, ti ringraziamo per questi collegamenti e vediamo se riusciamo ancora a uscire dallo studio prima della fine, prima delle 13:30, a quanto ci saluteremo. Forse possiamo già andare a Padova, io ero già pronto a parlarvi di Bassano, di Vicenza, ma c'è Francesco Ratai, vediamo se è ancora rallentato, ha ripreso la velocità normale. Vai Francesco, dove sei? Adesso mi sentite? Sì, tutto bene adesso, sei forte e chiaro. Tornando a quello che hai detto tu, ma anche a quello che ha detto Ferdinando Garavello delle biciclette, io se posso mi muovo in bicicletta. Ieri vi abbiamo raccontato del
un compleanno di 7 centenarie all'Opera Immacolata Concezione Civitas Vitae di Via Nazareth. E appunto vi avevo raccontato, chi ci segue tutti i giorni probabilmente l'ha già sentita, che questa signora, che alla domanda perché, come si fa ad arrivare alla sua veneranda età, fa: io faccio molta bicicletta, perché la bicicletta aiuta le gambe e il corpo, ma aiuta anche la testa, perché devi essere concentrato per andare in bicicletta, non puoi andare distratto, e quindi allena il cervello e il corpo. E appunto abbiamo preparato questo servizio del compleanno, se volete lo possiamo guardare insieme, e dopo avrei un'altra notizia da darvi. Allora, vediamo il servizio sulle centenarie di Padova, certo, perché no, poi insieme con te velocemente per capire quali sono le altre notizie della giornata. Una festa speciale al centro Nazareth di Padova, una festa per 7 ultracentenarie. Buongiorno a tutti, buona giornata. Antonietta Marcato ha spento 106 candeline ad aprile, 4 figli, di cui una mancata poco più che dodicenne. Ci racconta di aver visto tutte le guerre. Tutte le guerre mondiali. Avevo il bambino in braccio, mi passava da basso Travis. E il centro ufficiale non mi ha fatto niente, per fortuna. Con lei ci sono Pierina, 103 anni, Elvira e Agnese, 102, Maria Silvana e Alma, 101, Lia e Bruna, 100. Hanno vissuto, hanno sofferto e hanno gioito. Bella i fiori, la nascita dei figli, ti senti un Dio. La famiglia è una bella cosa. In molti si chiedono il segreto della loro longevità. Il segreto è andare d'accordo con tutti, lavorando, camminando tanto e fare vita un pochettino non di festa, meno festa. Stare in campagna, muoversi, mai sedersi. Io penso che sia quello di non stare fermi. Ho fatto tanta bicicletta, tanto piedi, tanta bicicletta. La bicicletta è una cura quasi, perché si sta attenti col cervello dove vai, e più le gambe sta in movimento. Con l'aiuto di Dio si fa tutto. A salutarle anche il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, che ha voluto omaggiare queste concittadine. Tante storie che ancora, come dire, sono cariche di vita, e credo che sia un bel segnale, quindi auguri alle nostre centenarie. Davvero che vitalità, che invidia anche, perché davvero sono tutte signore brillanti e ancora piene di vitalità. Francesco, prima di salutarci, di cosa vi occuperete oggi? No, hai detto bene, sono tutte signore. Se hai notato, gli uomini fanno fatica ad arrivare ai 100 anni. Speriamo che ci vada bene. Speriamo di smentire io e te questa tendenza, dai. Ho i miei dubbi, ma speriamo, dai. No, tornando seri, oggi vi racconteremo anche di Cittadella, perché quest'estate, vi ricordate, era stata annunciata la candidatura a capitale della cultura 2024, capitale italiana della cultura 2024, come è stata come Chioggia, come Asolo, come Vicenza. Purtroppo Cittadella si è confrontata con la dura realtà, costi troppo alti e concorrenti molto agguerrite hanno fatto sì che l'amministrazione comunale decidesse di non presentare il dossier che permetteva una prima scrematura delle 24 candidate. Quindi possiamo dirlo tranquillamente, Cittadella non sarà capitale della cultura 2024, capitale italiana della cultura 2024. Grazie. Qua mi vedete solo in ospedale, perché adesso stiamo per raccogliere un'intervista col direttore generale dal BEN, che ci racconterà di come cambia l'ospedale, come si evolve,
sapete c'è la partita della nuova pediatria che interessa molto. Però anche altri progetti, diciamo, per la struttura che rimarrà a servizio dei padovani. Grazie. Esattamente. Benissimo. Ti ringrazio Francesco, buona giornata, Grazie buon lavoro, grazie del collegamento. E torniamo a Bassano, ci siamo stati prima per parlare del ponte con Alex Giuliano, adesso vi raccontiamo le pulizie fatte nel Brenta, questi volontari che sono sempre davvero da ringraziare, non finiremo mai di farlo. I quartieri sono il cuore della città e il Lungo Brenta è un polmone verde da far respirare, da valorizzare, proprio come stanno facendo i volontari del Consiglio di quartiere Sant'Eusebio, che si sono rimboccati le maniche per ripulire l'area e realizzare alcuni interventi migliorativi. Il Consiglio di quartiere di Sant'Eusebio valuta spettacolare il sentiero del Lungo Brenta. Avevamo in realtà inviato al Comune alcune proposte per valorizzare il sentiero, però non abbiamo avuto una grande soddisfazione e successo, per cui per quelle che sono realizzabili da noi con le risorse che abbiamo interessato la Protezione Civile, che dobbiamo ringraziare. E così, seppur senza il supporto dell'amministrazione comunale, i residenti del posto hanno fatto di volontà virtù, dando lustro a un angolo di Bassano che avrebbe tanto in più da dare. Abbiamo fatto questo primo intervento con utilizzando tronchi che erano caduti e sono state realizzate delle panchine, piccoli tavolini, disboscato un po' davanti in modo che la gente possa apprezzare il fiume. Poi vorremmo, se possibile, utilizzare i pezzi di tronco che sono per terra, facendo delle sculture. Bisognerebbe che ci fosse l'amministrazione comunale che ci dà una mano, altrimenti non possiamo. Ad esempio, ci sono musicisti per strada, ci potrebbero essere anche musicisti lungo le rive del Brenta. Certo, quello che auspichiamo tutti, insomma, deve essere quasi contagiosa questa capacità di, come volontari, di mettersi un po' al servizio del territorio. Insomma, siamo stati un po' dappertutto, dalle 12 a ora siamo stati un po' in tutte le province del nostro nord-est con i nostri servizi, ma anche, insomma, in diretta con i nostri colleghi. Torniamo a Padova adesso, perché volevo tornare un po' alla cronaca, diciamo così, parlare del degrado che purtroppo lamentano e denunciano i residenti di Piazza dei Signori, notti brave sotto le loro finestre, sporcizia del giorno dopo, addirittura annunciano battaglie legali contro l'amministrazione. Domani ci sarà, anzi oggi ci sarà il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, probabilmente verrà affrontato anche questo tema. E noi abbiamo cominciato a consultare dei tecnici per capire come muoverci, perché adesso la nostra intenzione è fare causa all'amministrazione comunale. Questa è la situazione, questi sono gli urli, questi sono i tamburi. Stanchi degli schiamazzi, dell'affollamento nella piazza centrale della città che si consuma fino al mattino dopo la chiusura dei locali. Stanchi della sporcizia del giorno dopo, rituale di inciviltà tornato prepotentemente in vigore dopo restrizioni e lockdown. Così i residenti annunciano battaglia legale nei confronti dell'amministrazione. Denunciano le mancate risposte. Ieri l'incontro tra loro per valutare i prossimi passi da muovere per evitare di essere in balia di una situazione che definiscono ormai insostenibile. Ci sono state delle serate molto pesanti, delle nottate molto pesanti, in particolare una in cui siamo stati lasciati, forse era il 25 settembre, siamo stati lasciati in balia di bonghi e tamburi fino alle 5 della mattina e nessuno è voluto intervenire per fermare quello che stava succedendo. Quindi di fronte alla prospettiva di passare i prossimi anni della nostra vita in questa situazione, noi non possiamo rimanere con le mani in mano. Dall'altro lato i controlli potenziati e domani il vertice in prefettura, il comitato per l'ordine e la sicurezza in cui si valuterà come intervenire anche su questo fronte cruciale del centro cittadino. Domani ci incontriamo al COSP con il prefetto, il questore e le altre autorità di pubblica sicurezza per capire che se dobbiamo intraprendere qualche iniziativa
Ribadisco, l'ordine pubblico è di competenza del questore, per cui noi cerchiamo di metterci a disposizione di quello che decideranno il questore e il prefetto. Dobbiamo intervenire sia quindi con un po' di educazione da questo punto di vista, e dopo adesso valuteremo se ci dovranno essere anche delle iniziative di repressione su comportamenti scorretti. Questa è la situazione in Piazza dei Signori a Padova. Abbiamo parlato poco fa di città, capitale della cultura, le candidature per il 2024. Cittadella non si è candidata, l'abbiamo saputo poco fa da Francesco Rattai. Invece Vicenza sì, ha depositato il dossier con il progetto e il sindaco annuncia cambiamenti radicali in centro storico. Sentiamo. Essere capitale della cultura, un'idea o un progetto che significa innanzitutto essere città ad alta qualità di vita. Vicenza ha molti punti di forza, ma deve risolvere i suoi problemi, a cominciare dalle paludi del degrado, Campomarzo. Stiamo lavorando sul primo stralcio, che è quello che riguarda la riqualificazione di Piazzale De Gasperi e Viale Roma, con una bellissima passeggiata che da Corso Palladio porta in Viale Dalmazia e poi risale fino alla Basilica, passando per la zona delle Retenie a Ponte Furo. Quindi una riqualificazione che darà delle nuove funzioni a Campomarzo, perché Campomarzo deve essere un'area dove i cittadini vanno e hanno qualcosa da fare. Un ritorno al futuro, un nuovo rinascimento per Vicenza, che vuole diventare capitale della cultura 2024, a cominciare dal nome del campo. In un questionario realizzato da Noi di Rete Veneta in collaborazione con i Liberi Pensatori, avevamo raccolto il parere di 1498 vicentini, un numero che ha valore statistico, e addirittura il 68,2% ci aveva risposto che il nome da dare al parco è Campo Marzio. C'è un approfondimento storico in corso da parte di alcuni esperti che possano supportare questa ricerca, e l'orientamento effettivamente sta andando su Campomarzio, e quindi c'è la possibilità di valutare a breve in giunta anche il ritorno al nome originario, con il cambio naturalmente della toponomastica e quindi il passaggio in commissione, e quindi anche la cartellonanistica che riporta il nome di Campomarzio. Campomarzio sarà connesso al nuovo Piazzale De Gasperi, dove Noi di Rete Veneta abbiamo proposto di ricordare l'antico Arco del Revese, un pezzo di storia di Vicenza che una capitale della cultura deve valorizzare. C'è la volontà di ricordare questo arco con una realizzazione di un'opera su strada nella nuova progettazione che andiamo a fare, realizzazione della nuova Piazzale De Gasperi, e quindi in quel tratto verrà ricordato con un segno chiaramente identificativo la presenza di quell'arco che oggi non c'è più. Insomma, in vista del 2024 Vicenza cambierà faccia, dalla porta ovest alla nuova biblioteca bertoliana. Uno sviluppo, una rigenerazione urbana che gode anche di finanziamenti dello Stato che siamo riusciti ad intercettare, e che vedranno appunto un cambiamento radicale della città in meglio in tema di riqualificazione, di rigenerazione, e anche in materia ambientale, nel rispetto del green, perché questo è uno degli obiettivi dell'amministrazione, una città più verde ma anche più culturale. Sono le 13:31, è il momento di salutarci, siamo stati insieme un'ora e mezzo, io non me ne sono accorto, insomma il tempo è volato, spero che sia stato così anche per voi, grazie, Focus torna domani alle 12 come sempre, e intanto buon pranzo, buon pomeriggio, e naturalmente rimanete con noi sia durante questo pomeriggio che poi verso sera con i nostri notiziari. Grazie a tutti e arrivederci.